Uno ci rimane male perché fa una cosa con tanta passione, poi logicamente spende anche tanti soldi e poi si ritrova queste cose qua che sono solamente vandalismi. Adriano Panatta presenterà denuncia domani ai carabinieri, deciso ad andare fino in fondo, trovare i responsabili del danneggiamento al suo club, il Racket, inaugurato nemmeno 2 anni fa. Secondo me non bisogna lasciar perdere. In ogni caso metteremo delle telecamere, adesso, già, già adesso ho provveduto, però sono cose che lasciano l'amaro in bocca, insomma. Ma perché non fanno un'altra cosa? E poi perché vengono a distruggere quello che uno ha fatto? Nemmeno una rivendicazione politica o un atto Novax, come è accaduto di recente a Treviso, ma un graffitto con inchiostro indelebile che per una sessantina di metri ricopre il pallone dei campi da tennis, una struttura con doppia guaina di ultima generazione. Più in là, lato ferrovia, una scritta in nero che ricopre il capannone dei campetti da padel. In quella zona non ci sono telecamere, poche le speranze di acciuffare i vandali. Rimane per l'imprenditore trevigiano un segnale importante, una questione di principio. E se continuiamo che loro possono permettersi di andare in proprietà privata a fare quello che hanno fatto qui, secondo me è sbagliato, molto sbagliato e secondo me la dovranno pagare. La scoperta stamattina da una sua collaboratrice, il club non ha mai chiuso in questi giorni di festa né chiuderà per consentire le operazioni di pulizia.